tutti, sono il dottor Filippo Zemin, medico ostetrico che lavora presso l'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'azienda ospedale Università di Padova. Il perineo è la zona del corpo che si trova tra il pube e il coccige ed è una zona molto importante perché in tale sede si trovano la vagina e l'ano. È, in parole più povere, la parte che si appoggia alla sella della bicicletta. È un insieme di muscoli e legamenti da cui è composto e che formano il pavimento pelvico che ha una funzione importantissima al fine di sostenere gli organi pelvici, e quindi in particolar modo l'utero, la vagina e il retto, e controlla anche gli sfinteri di questa zona, in particolare appunto lo sfintere anale e lo sfintere dell'uretra. Quando alterato è causa di prolassi degli organi pelvici, con tutte le conseguenze a breve e a lungo termine che si possono avere, soprattutto dopo la menopausa. È una struttura molto importante come funzione di sostegno di questi organi che aumentano di peso durante la gravidanza. Pensate al sostegno che deve offrire per mantenere il peso del bambino, del liquido amniotico e della placenta durante tutta la gravidanza e per un periodo prolungato di tempo. Durante il parto, inoltre, è molto sollecitato, stressato, viene stirato e il pavimento pelvico può incorrere in dei danni importanti. Per una buona nascita il perineo deve essere dunque allenato ed elastico in modo tale da potersi distendere correttamente ed adattarsi alla testa fetale nel momento della nascita. Le lacerazioni perineali al parto interessano circa l'85-90% delle donne che partoriscono per la prima volta nel primipare, mentre solo 50-70% delle secondipare, quelle che hanno già partorito almeno una volta. Esistono diversi tipi di lacerazioni, le più comuni sono quelle di primo e secondo grado, che interessano la mucosa vaginale, i muscoli perineali e la cute. Sono facilmente riparabili e facilmente guaribili. Altre lacerazioni molto più gravi, che si chiamano vengono chiamate comunemente di terzo e quarto grado, interessano invece lo sfintere anale e se incorrono solo nel 2-3% dei parti vaginali, soprattutto nelle primipare e nelle donne che partoriscono con una ventosa. Qualsiasi lacerazione ostetrica necessita comunque di un'adeguata riparazione al fine di ricostruire adeguatamente sia l'anatomia che la funzione e di evitare una carità ematica troppo importante dopo il parto e di una adeguata cura nel postpartum al fine di una guarigione completa e ottimale. L'episiotomia consiste in un taglio chirurgico del perineo al fine di allargare l'apertura vaginale. Viene eseguita o dall'ostetrica o dal medico ginecologo al momento del parto, quando si ravvisa o si verifica una condizione tale per cui deve essere accelerata la nascita. Quel bambino deve nascere molto più velocemente. In certe situazioni, come nel parto con la ventosa ostetrica, è utilizzata anche per ridurre il rischio di lacerazioni spontanee, in particolare le lacerazioni di cui abbiamo parlato precedentemente, ossia quelle di terzo e quarto grado. A partire dalle 32 settimane di gestazione è possibile cominciare un programma di allenamento combinato basato su esercizi del pavimento pelvico e mobilità del bacino, integrati anche con il massaggio perineale. Questo programma, dalla letteratura, dalle nostre conoscenze, sembra aumentare la probabilità di ottenere un perineo intatto o con solo lacerazioni minori al parto, riducendo anche il rischio di avere la necessità di effettuare un'episiotomia al parto. Tutto ciò inoltre contribuisce a ridurre il dolore postpartum. Per impostare un piano di allenamento adeguato, che deve essere naturalmente personalizzato in base alle esigenze della donna e non standardizzato e uguale per tutte le donne, all'inizio del secondo trimestre di gravidanza è opportuno che il ginecologo o l'ostetrica eseguano una valutazione preliminare adeguata sia del tono perineale che della salute perineale in generale, attraverso sia un'attenta anamnesi, quindi attraverso una serie di domande mirate a capire come funziona il vostro perineo, e se indicato anche con un esame clinico vaginale esperto.
L'allenamento muscolare del pavimento pelvico ha l'obiettivo di migliorare il supporto degli organi pelvici ed aumentare la forza, la resistenza e soprattutto la coordinazione motoria e l'elasticità del perineo, rendendolo più accondiscendente, più facilmente distensibile nel momento della nascita. Deve essere sempre accompagnato anche da uno stile di vita sano, in particolare un'adeguata alimentazione, un adeguato introito di lipidi e una corretta postura, soprattutto durante la menzione e la defecazione. Una possibile tecnica alternativa al massaggio perineale è rappresentata dal Pinot, detto anche Birth Trainer. È un dispositivo in silicone, un palloncino gonfiabile che messo in vagina e collegato a una pompa manuale, viene introdotto in vagina e crea una pressione che permette l'esecuzione di esercizi di stretching. Questo palloncino viene gonfiato mano a mano, di volta in volta, sempre maggiormente. Si utilizza a partire da 3-4 settimane prima del parto, anche se tuttavia in letteratura non ci sono grandi evidenze di significativa efficacia di questo metodo, per cui per il momento non possiamo raccomandarlo scientificamente. Come abbiamo visto precedentemente, i parti successivi al primo sono a minor rischio di lacerazione perineale, quindi mentre la primipara è a maggior rischio di lacerazione perineale, i parti successivi, e via via che si sono avuti dei parti precedenti, il rischio si riduce sempre di più. Tuttavia, aver avuto nel primo parto una lacerazione perineale grave, quindi di terzo o quarto grado, che abbia coinvolto anche lo sfintere dell'ano, porta in particolare se questa lacerazione ha portato a dei sintomi di incontinenza anale, porta a una predisposizione di avere una lacerazione grave anche nel parto successivo. In questi casi è opportuno eseguire un'attenta valutazione con lo specialista al fine di capire quale sia la migliore modalità del parto nel parto successivo.